alzava le mani e dopo io cominciavo a avere paura, non mi piaceva la violenza in casa davanti ai bambini. Una donna su 3 nel mondo ha subito nel corso della sua vita almeno un episodio di violenza fisica o sessuale. È un fenomeno sommerso, infatti il 28% delle donne non parla con nessuno della violenza subita e appena il 12% di loro sporge denuncia alle autorità. Meno del 5% delle donne si rivolge ad un centro antiviolenza. Il femminicidio è l'unico reato che non diminuisce rispetto agli altri omicidi. In alcune regioni è quasi impossibile accedere all'interruzione volontaria di gravidanza. In Italia il tasso medio di obiezione di coscienza è del 70%. 25.000 donne ogni anno lasciano il lavoro dopo la nascita di un figlio. Sono 1.400.000 le donne che hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. In Italia il 21% delle madri dichiara di aver subito violenza ostetrica durante il parto. Questi numeri si ripetono uguali ogni anno. Ciò significa che la violenza maschile è un fenomeno strutturale delle società ed è trasversale. Si tratta di violenza basata sul genere, che colpisce le donne perché considerate inferiori. La paura l'ho vinta quando ho cominciato a venire al centro donne del Veneto, perché parlando comunque con una persona preparata, che ha tanta pazienza a ascoltarti, a farti delle domande che ti aiutano a capire quello che vuoi te, pian pianetto sono riuscita. A Padova c'è un gruppo di donne che lavora perché la violenza maschile non continui ad essere un fatto normale. Sono le attiviste e le difensore dei diritti umani del Centro Veneto Progetti Donna, associazione di volontariato che gestisce centri antiviolenza e case rifugio. Cos'è un centro antiviolenza? La risposta dipende dalle donne che lo vivono e lo attraversano. Prima di tutto è un luogo di cura e di relazione. È un luogo di donne per le donne, in cui le storie che ascoltiamo e raccontiamo fanno parte di una narrazione collettiva che ci accomuna e in cui ognuna di noi si rispecchia, dove il contatto, gli abbracci, le lacrime, i sorrisi, le arrabbiature, gli sfoghi e le urla non sono espressione di caratteri personali, ma sono pratica per liberarsi dalle catene del patriarcato, da quei ruoli che acquisiamo dalla nascita solo perché donne. La liberazione e la libertà acquistano significato nella relazione con l'altra, in cui ci si riconosce, e insieme a lei e a molte altre si intraprende un percorso che aiuta a costruire un'altra idea di società, di famiglia, di affetti, non più basati su potere e controllo, ma su equità e rispetto. Le psicologhe del centro antiviolenza sono stati degli angeli mandati dal cielo. Nel centro antiviolenza supportiamo le donne e offriamo loro percorsi di libertà e autodeterminazione. Ascoltiamo le parole, spesso dette per la prima volta, di dolore, di sofferenza, di rabbia, parole a volte incredule, a volte fin troppo consapevoli delle ingiustizie e delle vessazioni quotidiane. Accogliamo e cerchiamo di rielaborare il senso di colpa per quello che è successo, consapevoli che l'autore della violenza è l'unico colpevole. Ascoltiamo e rispondiamo alle domande che ci vengono poste. Possiamo dire cosa ha aiutato le altre donne e possiamo aiutarle a decidere cosa è meglio per loro. Si può stare di nuovo bene dopo una violenza. Il femminismo e la pratica della relazione tra donne sono i mezzi che abbiamo usato e continuiamo ad usare per affrontare la violenza maschile, per sopravvivere alla prevaricazione, alle ingiustizie. Operatrici, avvocate, psicologhe, assistenti sociali, attiviste e donne hanno attraversato il centro antiviolenza e ognuna di loro ci accompagna ogni giorno, perché in questa storia ci siamo state tutte. Ringrazio ogni giorno al cielo per le persone che mi ha mandato, che sono riusciti a indirizzarmi sulla strada giusta.
Sei sopravvissuta a una violenza? È successo di recente o molto tempo fa? Forse non sei ancora sicura che si tratti di violenza. Vuoi chiedere consiglio per quello che sta accadendo ad un'amica? Vieni a trovarci, chiamaci o mandaci una mail. Noi ti crediamo, perché siamo dalla tua parte.